L'autista aveva ripreso tre ragazzini delle medie perché appunto alzavano le mani all'interno dello scuolabus e ha fatto questa segnalazione alla scuola, la scuola l'ha passata al comune perché è il comune che è responsabile del servizio scolastico e hanno sospeso il servizio scolastico per questi tre ragazzini per 3 giorni. Il giorno seguente è arrivata la lettera dell'avvocato alla famiglia per chiedere la reintegrazione all'interno dello scuolabus. Questo è solo l'ultimo episodio in ordine di tempo riportato da un autista di scuolabus della marca Davide Baldoin, presidente degli autobus operator di Confartigianato. Ma sono pressoché quotidiani i vandalismi e le violenze a bordo dei mezzi che effettuano il trasporto scolastico per i ragazzini di elementari e medie. Un fenomeno monitorato dalla categoria che evidenzia subito un aspetto: si sta progressivamente abbassando l'età di chi si rende protagonista di questi atti, 12-13 anni, anche se ci sono casi pure tra i bambini delle elementari. Prese in giro, liti, mani che si alzano tra compagni e poi ci sono i vandalismi a bordo di mezzi sempre più attrezzati e moderni che costano tra i 130 e i 150 mila euro. E ogni anno facciamo la conta dei danni perché vengono vandalizzati i sedili piuttosto che le tendine, questi ragazzi, i martelli per la rottura dei cristalli in caso di emergenza spariscono. Ma stiamo parlando di bambini, di ragazzini, è quello che ci stupisce, che ci lascia un po' l'amaro in bocca. Che danni contabilizzate a fine anno? È possibile fare una stima più o meno? Ma guardi, noi per ogni scuolabus grosso modo spendiamo 3.000 euro l'anno. Autisti sempre più soli, in prima linea, con un ruolo che non è più solo quello del conducente. Devono essere anche controllori, devono essere educatori, cioè anche all'interno dello scuolabus. Fa parte sempre di un programma scolastico. A questo si aggiunge la poca collaborazione delle famiglie. Proteggono questi ragazzi di fronte a tutto, davanti all'evidenza, davanti a queste situazioni e capisco che anche il Comune abbia una difficoltà a gestire queste situazioni. Spesso cosa succede? Che quando i nostri conducenti, i nostri autisti riprendono, alzano un po' la voce per mettere ordine, i ragazzini riportano a casa il fatto, quello che è accaduto, e spesso l'autista riceve un richiamo da parte del comune. Confartigianato ha dato vita ad una campagna di sensibilizzazione perché sia maggiormente riconosciuto e tutelato il valore sociale ed educativo della categoria che, come altre, e anche per colpa di queste delicate dinamiche, soffre la mancanza di personale. Per noi è un grosso problema, noi abbiamo già difficoltà nel reperire persone che vogliano svolgere questo tipo di servizio. E in più si trovano appunto disarmati davanti a queste situazioni